Annunciato per lunedì 13 dicembre, il nuovo sciopero del trasporto pubblico veneziano potrebbe svolgersi in forma ridotta rispetto alle 24 ore previste. L'ipotesi si è fatta largo nel corso dell'assemblea via internet sul tema, promossa dal gruppo consiliare di Tutta la città insieme, cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle sigle sindacali coinvolte. Sembra che appunto anche da quello che è emerso dall'incontro dell'altra sera, anche i sindacati comincino ad essere un po' più morbidi proprio perché capiscono che devono mantenere questo collegamento con la città e con la cittadinanza, collegamento che potrebbe essere una delle chiavi di messa in scacco di questa giunta e di questa amministrazione che risulta inadeguata per gestire un servizio così importante come il servizio di trasporto pubblico. Martini è convinto che oramai l'utenza del trasporto pubblico veneziano abbia compreso appieno le difficoltà dei dipendenti ACTV e in massima parte solidarizzi con loro e che solo l'unione di cittadini e lavoratori possa portare alla soluzione di una querela che si trascina da mesi. I cittadini le idee le hanno chiare, cioè mancano le linee e quando si parla di mancanza di linee non si parla di isolamento delle isole solo, ma anche di isolamento in terraferma. Ci sono zone della terraferma che sono servite peggio delle isole, diciamo delle povere nostre isole della laguna. Intanto la Commissione Nazionale di Garanzia ha confermato la legittimità dello sciopero del 13 dicembre. Considerando un altro sciopero proclamato a livello nazionale da UGL e Autoferro il 3 dicembre, AVM aveva infatti chiamato in causa la cosiddetta regola della rarefazione che vieta due scioperi ravvicinati. Quello dell'UGL è però uno sciopero plurisettoriale, per cui la distanza temporale tra le due astensioni dal lavoro si riduce da 20 a 10 giorni, rendendo praticabili entrambi gli scioperi.